probabilmente la situazione sarà alla fine, questo è il senso dell'operazione anche tentata da Napolitano, necessariamente un accordo tra il centro-sinistra e il centro-destra. Questo mi sembra abbastanza inevitabile, oppure la cosa che sarebbe a mio avviso più corretta, tenendo presente che il voto è stato quello che è stato, il ritorno alle urne. Non è un dramma per la democrazia se si va a votare 2 volte a breve distanza, ovviamente con un altro sistema elettorale. Il capogruppo Crimi avrebbe preferito un governo Bersani per gli affari correnti. Il Movimento 5 Stelle può spingersi a queste manovre da Prima Repubblica? Ma a me sembra veramente al di là della grazia di Dio. Sono molti anche elettori di Grillo a chiedere però di fare un governo. Ma certo, se il Presidente della Repubblica, dopo aver fallito con il tentativo di Bersani, avesse dato un incarico a una persona vicina al Movimento 5 Stelle, o comunque presentata dal Movimento 5 Stelle, la grossa responsabilità del Movimento sarebbe stata quella di indicare, e lo avrebbe, io credo, sicuramente fatto, delle persone in grado di formare un nuovo governo. Ma il Movimento 5 Stelle non vuol fare i nomi. I nomi si fanno nel momento in cui, da parte del Presidente della Repubblica, c'è la presa d'atto che si può praticare questa soluzione, ma questa soluzione non è stata neanche accennata. Bersani ha detto che se lui rappresenta un ostacolo può fare anche un passo indietro. Teniamo presente una cosa: un governo con il PD e appena si forma, cioè, badate, il Monte dei Paschi di Siena finora è tenuto lì tutto tappato perché meglio non parlarne, adesso si rischia di fare un governo e di trovarsi subito con qualche ministro che ha delle difficoltà e con qualche avviso di garanzia. Quindi io, se fossi il Movimento 5 Stelle, proprio non sarei ben lontano da qualsiasi accordo con un partito che è corresponsabile della situazione drammatica in cui si trova il nostro Paese. Siamo già in prorogazio da quando è il governo dimissionario, quindi intorno a Natale. Del tempo ne è già passato e purtroppo non è stato utilizzato, perché una volta che le Camere si erano istituite con i capogruppi, si poteva già andare avanti. Non si può bloccare l'attività parlamentare in questo modo, aspettando che cosa? Aspettando che finiscano i giochi per l'elezione del Presidente della Repubblica. Cosa deve fare il Movimento 5 Stelle? Questo secondo me deve essere chiarissimo, una chiara presa di posizione, ma non sul blog, ufficiale, da parte dei capigruppo nei confronti dei presidenti di Camera e Senato, dicendo: noi vogliamo che si formino le commissioni permanenti, e poi deve richiedere un'udienza al Presidente della Repubblica per chiarire questo fatto. Non è possibile che nel nostro Paese non possa già operare il Parlamento, e per far sì che il Parlamento possa effettivamente operare c'è bisogno che si formino queste commissioni permanenti, non soltanto le commissioni speciali. Questo è necessario, indispensabile, fa parte del regolamento parlamentare. Se le 2 grandi forze politiche, o una soltanto di esse, il PD o il PDL, vogliono bloccare questo, stanno bloccando il funzionamento della democrazia nel nostro Paese.